Tragedia della strada, una 27enne padovana perde la vita dopo una serata passata in compagnia. Lo schianto dopo un sorpasso, lavorava in un locale della zona. Un altro dramma colpisce il veneziano, 53enne manager di Marghera, muore in uno schianto negli Stati Uniti. Picchia violentemente il vicino di casa con una spranga di ferro a Nervesa nel Trevigiano. In manette un 30enne operaio rumeno accusato di attentato omicidio. La vittima, un 48enne italiano, è grave. Arrestato per violenza l'uomo che la settimana scorsa aveva denunciato una scuola padovana per bullismo nei confronti del figlio. Ora è accusato di aver picchiato la moglie, incinta di 9 mesi. Pedemontana, il presidente della regione Luca Zaia, ottimista sulla chiusura dell'accordo per il closing finanziario. L'opera non si ferma, dice, in 3 anni sarà pronta. Tre grandi opere in sospeso in Veneto dai problemi cronici del Mose, gli stop dalla Pedemontana fino al tira e molla sull'ospedale di Padova. Il commento del direttore Luigi Bacialli. Il CDA di Veneto Strade annuncia la cassa integrazione per 90 lavoratori. Fuori dalla sede la protesta e la rabbia dei dipendenti che hanno aperto lo stato di agitazione e la mobilitazione. Barbara, 23enne di Macerata nel Trevigiano, trionfa in una gara di nuoto sulla lunga distanza in Argentina. Per sostenere i suoi concittadini avevano raccolto i soldi necessari per la trasferta. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca di 2 tragedie della strada diverse, 2 storie diverse. La prima è quella che ha visto vittima una giovane ragazza padovana che stava tornando a casa dopo una serata in compagnia, lo schianto la notte scorsa. Vediamo. Spaventosa, non drammatica, spaventosa. C'è da aver paura, mi vengono i brividi solo a pensarci. La macchina era completamente accartocciata, non c'era più niente? C'era, si vedeva solo il braccio della ragazza. Mi sono rifiutato ad andare vicino perché un genitore. È ancora sconvolto Ettorino Mancuso, svegliato la scorsa notte poco prima delle 4 perché un'auto aveva sfondato la vetrata del negozio di biologico che gestisce assieme alla moglie in via della Provvidenza a Sarmeola di Rubano. All'interno del veicolo, ormai irriconoscibile dallo schianto tremendo, Chiara Bonetto, 27 anni, di Mestrino, l'ennesima vittima della strada. Quando sono arrivato ho visto una macchina, un furgone fermi in strada. Il ragazzo del furgone mi diceva che è il primo che è andato a vedere, che si è fermato per vedere la situazione, ha chiesto alla ragazza come stava, mi ha detto ho visto muovere la bocca, dopo basta. Dopo 10 minuti sono arrivati i soccorsi ed era morta. Chiara, dipendente della catena McDonald's, stava rincasando dopo una serata trascorsa tra amici. Ancora al vaglio della polizia stradale di Piove di Sacco la dinamica del sinistro mortale. La giovane, lungo un rettilineo, forse a causa dell'alta velocità, ha sbandato uscendo dalla carreggiata, ha sfondato un muretto in cemento per poi piombare contro lo spigolo dell'edificio dove si trova il negozio, abbattendo anche un cancello di ferro. Inutile ogni tentativo di soccorso, resta tutto il dolore di chi la conosceva. Per lei gli amici e colleghi hanno deposto questo mazzo di rose. È un'altra tragedia, come dicevamo, diversa al di là dell'oceano. Così ha perso la vita a 53 anni un noto manager della ristorazione di Marghera che da anni lavorava negli Stati Uniti ma non aveva mai spezzato il suo forte legame con la terra d'origine. Ad ucciderlo è stata una vettura che correva contromano. Domani sarebbe atterrato con un volo a Tessera per riabbracciare come sempre i genitori, i parenti e gli amici a Marghera, perché Andrea Luca Rossi non aveva mai interrotto quel legame stretto e viscerale con la sua terra. Da Città Giardino era partito 30 anni fa con l'entusiasmo di un'avventura da vincere e l'aveva fatto. Self-made man, come dicono negli Stati Uniti, il paese dove il 53enne era diventato un manager di successo e dove la notte fra domenica e lunedì ha trovato la morte in un tremendo schianto. Si trovava a New Haven quando un 27enne che percorreva la strada contromano per cause ancora da accertare gli è piombato addosso schiantandosi contro la sua Audi A6, secondo quanto riportato dalla Associated Press. Impatto terribile, inutile la corsa all'ospedale,
dove i medici non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. L'inchiesta della polizia inevitabilmente ritarderà il rientro della salma in Italia. Andrea abitava a New York e nella Grande Mela guidava come manager 2 noti ristoranti, lo Spuntino Wine Bar and Italian Tapas e il Bison Bourbon di Brooklyn. Gli stessi che sulla pagina Facebook del locale hanno dato la notizia scioccati. Oggi abbiamo perso una delle più incredibili persone sulla terra, scrivono i dipendenti. Era un uomo che apprezzava ogni piccola cosa della vita. Uno shock che in poche ore ha raggiunto anche Marghera, dove in tantissimi conoscevano quel volto sorridente. Un uomo che aveva vinto la sua scommessa partendo a 20 anni per la nazione a stelle e strisce, ma che era rimasto semplice. Doveva restare una ventina di giorni a Marghera, appuntamento cancellato da quello schianto fatale. Ora l'attesa è soltanto di dolore, aspettando che il corpo di Andrea faccia quel viaggio di ritorno per l'ultima volta. Ancora la cronaca, ci spostiamo a Padova, ricorderete certamente la notizia, il caso del 12enne che sarebbe stato picchiato e frustato a scuola da alcuni compagni. Ebbene, il padre che denunciò la scuola media per questo atto ora è stato arrestato. Una porta che resta sempre aperta, l'auto parcheggiata male, il televisore ad alto volume e una banale lite tra vicini di casa finisce in tentato omicidio. Siamo a Nervesa della Battaglia, tarda serata. In questa palazzina ex Ater scoppia una lite furibonda per futili motivi condominiali. I 2 vicini, un uomo di 48 anni, disoccupato, e un operaio di 30, non smettono di urlare. Qualcuno avvisa i carabinieri di Montebelluna. Ma intanto l'alterco si fa sempre più aspro e dalla palazzina si trasferisce pochi metri più in là, nel Parco della Rimembranza. E qui si sfiora la tragedia. Il 30enne, di origini romene, ha con sé una spranga di ferro, raggiunge il 48enne e comincia a picchiarlo violentemente al volto. Per fortuna la pattuglia della vicina stazione dei Carabinieri, diretta al civico 5 di Viale della Rimembranza, sente le urla. Dietro l'altalena i carabinieri trovano il 48enne a terra, massacrato di botte. I militari lo portano fino alla vicina panchina, a terra ancora le tracce del suo sangue. L'aggressore viene rintracciato poco distante e ammette subito le sue colpe, ammette l'alterco, ammette di aver colpito il vicino con una sbarra di ferro. Ignoti i veri motivi della lite, legata comunque a problemi di vicinato. La vittima viene ricoverata presso l'ospedale di Montebelluna. Dopo una nottata trascorsa in rianimazione, le sue condizioni sono migliorate e risulta fuori pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata. Il 30enne invece è ora recluso nel carcere di Santa Bona, accusato di tentato omicidio. Come avrete capito, questo servizio non è relativo al padre che è stato arrestato a Padova, ma alla terribile vicenda, al fatto di sangue avvenuto a Nervesa della Battaglia, con questa lite degenerata in un vero e proprio tentato omicidio, come avete sentito, con una lite a sprangate e un rumeno che è stato arrestato. Adesso invece ora vediamo il servizio relativo al padre che, ricorderete, aveva denunciato un caso di bullismo piuttosto pesante nei confronti del figlio in una scuola media di Padova e che ora invece è stato arrestato per un'altra vicenda. Non mangia, piange, la voce, diciamo, all'ingoscia proprio. Una settimana fa avevamo accolto la dichiarazione disperata di un padre che aveva espresso la sua apprensione dopo il presunto caso di bullismo di cui sarebbe stato vittima il figlio di 12 anni che frequenta la media Petrarca nel cuore di Padova. Un caso che aveva fatto esplodere la bomba mediatica, ma forse tutta quell'angoscia da parte del ragazzino non riguardava qualcosa accaduto a scuola, forse era per quello che accadeva ogni giorno tra le 4 mura domestiche. Sì, perché lo stesso uomo che sbandierava richieste di giustizia per suo figlio, lo stesso che aveva denunciato la scuola, è stato arrestato dopo aver picchiato con inaudita violenza la moglie, incinta al 9° mese di gravidanza. L'accusa per il 35enne marocchino: maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Di certo una grande prova di recitazione, quella a cui abbiamo assistito tutti quando gli era stato chiesto se provasse rabbia per ciò che era capitato al ragazzino. Con le lacrime agli occhi aveva risposto: sofferenza. Altro che sofferenza, non ci ha pensato 2 volte a pestare la compagna per l'ennesima volta, mettendo a rischio la vita del piccino che portava in grembo, ma l'altra sera lei ha avuto la forza di alzare la testa e dire basta.
Lasciamo per un attimo la cronaca, adesso parliamo delle grandi opere, infrastrutture che interessano il Veneto. Quella sulla bocca di tutti da settimane resta la Pedemontana e le difficoltà finanziarie per portare avanti l'opera. Bene, oggi il presidente del Veneto Luca Zaia ha fatto il punto sulla situazione. Pedemontana Veneta, l'opera non si ferma, al punto che oggi il presidente Zaia ha ipotizzato una data. La possiamo ultimare in 3 anni. Sono difficoltà nel closing finanziario, quindi stiamo cercando di lavorare con un'ottima collaborazione con il governo, con i ministeri, in particolar modo di infrastrutture e delle finanze, Cassa Depositi e Prestiti, per trovare la quadra, come si dice, e riuscire a far partire velocemente questi cantieri e chiuderla questa infrastruttura. Anche oggi il governatore Zaia ha sottolineato come più che una strada questa sia una responsabilità verso tutti e per primi i veneti. La responsabilità è quella di 95 km, 16 caselli, 35 comuni e 2 miliardi e mezzo di opere. Questione di bilanci e investimenti, con il ricalcolo dei flussi di traffico e quindi in quanto tempo si passerà una volta operativa dai debiti ai ricavi. C'è una disponibilità in generale a trovare una soluzione, perché il problema ce l'ha la Regione per conto dei Veneti che deve vedere finita questa infrastruttura, ce l'ha il Governo che è autorità vigilante che comunque ha identificato questa infrastruttura, che ha avuto un commissario di governo per anni proprio perché è un'infrastruttura strategica. Ce l'ha l'impresa perché deve finire l'opera e quindi penso che gli interessi collimino e basterà trovare una soluzione che sia una soluzione accettabile e che faccia in modo che i Veneti abbiano queste infrastrutture. Per ora però la Pedemontana resta una incompiuta, una delle 3 grandi incompiute del Veneto. C'è anche l'attesissimo e nuovo ospedale di Padova, al centro anche del dibattito politico, e poi come dimenticare il Mose e i suoi problemi. Allora, su questo tema scottante delle incompiute del Veneto sentiamo il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. 3 spaventose incompiute, 3 cattedrali nel deserto. Potrebbe essere questo il nuovo record del Veneto, e cioè il Mose, la Pedemontana e l'ospedale di Padova. Sul Mose sarebbe meglio stendere un velo pietoso, ma ne dobbiamo parlare per forza, perché adesso si parla addirittura che potrebbe entrare in funzione nel 2026, quindi potremmo celebrare l'anniversario 60 anni dalla grande alluvione del 66 proprio nel 2026. Ormai è una barzelletta, è qualcosa che ci ricopre di ridicolo in tutto il mondo. Era stato annunciato l'inizio dell'innalzamento delle paratie mobili per il 2018, adesso se va bene si andrà al 2020, 2024 e d'altra parte sono anni e anni che si continua a far slittare l'inizio di questa grande opera idraulica e ovviamente la colpa è di coloro che ci hanno mangiato, l'hanno trasformato in una mangiatoia bassa questa grande infrastruttura, ma non per questo ci si deve fermare. C'è chi dice che non va più fatta. Cosa ne facciamo? La trasformiamo in un altro albergo con vista laguna in cemento armato? Lo lasciamo lì come monumento alla corruzione e alle inadempienze di questo Paese? Meglio evitare, si vada avanti, si cerchi di superare le beghe delle perizie che parlano di leghe di acciaio non adatte alle cerniere, insomma sembrano tutte scuse per mettere ancora una volta il bastone tra le ruote, perché questo si fa in Italia e nel Veneto in particolare. Chi vuole fare viene fermato a prescindere dai suoi errori. La Pedemontana, grande opera anche questa, bastoni tra le ruote dappertutto, forse si arriverà ad un accordo, il governatore Zaia sembra ottimista, ma molti remano contro. Eppure il passante, sia pure realizzato da Galan, che giustamente ha dovuto scontare una pena per i suoi errori, per i reati che ha commesso, il passante ha cambiato la vita a tanti veneti. E poi c'è ancora un'altra infrastruttura che è ferma, anzi non è neanche iniziata e chissà quando mai inizierà, l'ospedale di Padova. Anche lì beghe, ricorsi, controricorsi, commissari che non firmano. Queste grandi opere, se sono utili alla collettività, vanno realizzate a prescindere dai guai che sono stati combinati da coloro che le dovevano far entrare in funzione o che le dovranno gestire, perché se una grande opera aiuta una comunità va fatta, al di là di tutto, a prescindere da tutto.
Nel frattempo, a proposito di infrastrutture, Veneto Strade annuncia la cassa integrazione per 90 dipendenti e oggi è scoppiata la rabbia di questi stessi dipendenti. I lavoratori pagano quello che invece doveva essere lo Stato a garantire. Pagano nel disastro sociale. L'avvio della procedura di crisi significa cassa integrazione, significa esubero del personale. Il Consiglio di amministrazione di Veneto Strade questa mattina ha confermato l'apertura della procedura di cassa integrazione per 90 lavoratori della società impegnati nella provincia di Belluno. La decisione sofferta ed irrevocabile ha scosso sindacati e lavoratori riuniti questa mattina davanti alla sede di Mestre per una protesta, mentre all'interno il Consiglio di amministrazione era in riunione. Dura la risposta del sindacato. Sì, assolutamente stato di agitazione e di mobilitazione dei lavoratori, di tutti i lavoratori di Veneto Strade. Si parla di un problema per la rete viaria di Belluno, non è questo, si parla di un diritto, il diritto coinvolge tutti, coinvolge la Regione Veneto, coinvolge tutti i cittadini che questa rete viaria quotidianamente percorrono. Noi riteniamo che questa sia una proposta irricevibile perché pensiamo che non possano essere i lavoratori che pagano anche sulla loro pelle il disastro dal punto di vista dell'irresponsabilità delle istituzioni, a cominciare dal governo, perché si parla di finanza derivata, che non ha garantito i 9 milioni previsti per mantenere in piedi questo servizio, che non è un servizio solo per i lavoratori, è un servizio per tutti i cittadini del Veneto sulla sicurezza stradale. Qualcuno dovrà operare sulle strade, o le buche vengono i dirigenti a chiuderle o i politici. Cosa c'entriamo noi con queste dinamiche qui? Sono dinamiche politiche sicuramente. Adesso speriamo che qualcuno ci pensi. Secondo me è un po' in ritardo, dovevano anche pensarci prima. Da una polemica all'altra, questa tutta politica che riguarda il consigliere regionale Sergio Berlato, la polemica sull'assunzione del suo staff da parlamentare europeo della moglie durante il suo mandato a Bruxelles. Ho segnalato alla magistratura il malaffare che riguarda le risorse pubbliche nell'amministrazione del Veneto e adesso tentano di screditarmi. La polemica sull'assunzione del suo staff da parlamentare europeo della moglie durante il suo mandato a Bruxelles, rilanciata da alcuni quotidiani, non sorprende Sergio Berlato, attualmente capogruppo di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale in Consiglio regionale. Il periodo va dal 1999 al 2015. Nicoletta Brigato, moglie di Berlato, fu impiegata, regolarmente retribuita, come assistente nello staff del coniuge. Berlato non ci sta, è tutto regolare alla luce del sole, ribatte nei quotidiani. Mia moglie segue la mia carriera politica dal 1989 e mi è sempre rimasta accanto anche ora che sono in Consiglio regionale. I veleni, secondo l'esponente politico, arrivano direttamente da Venezia, da ambienti della regione. Secondo Berlato, le sue denunce sul malaffare in Veneto danno fastidio. Volevano fermarmi anche all'epoca del Mose, ma presto, assicura, le indagini faranno scoppiare nuovi scandali. Certo è che tra la gente, al di là del caso specifico, in politica assunzioni e rapporti lavorativi coi familiari rimangono un argomento sensibile. Non è giusto. Sembra una domanda assolutamente fuori luogo, nel senso che è chiaro che non è mai giustificabile un comportamento del genere. Direi di no, sinceramente. Non è che è una risposta che richiede molti approfondimenti, ecco, direi di no. Queste cose bisogna lasciarle libere, con procedure, concorsi, diciamo, pubblici, non di parte e non favorendo i propri familiari. Anche capovolgendo la domanda, vale a dire, se vi trovaste nella condizione di poter assumere un familiare, come vi comportereste? Le risposte non variano, anche se qua e là affiora qualche incertezza. Penso che non lo farei, se è una roba normale. Oggi è usuale che sia così perché si vede in qualsiasi momento che dappertutto che dicono che succedono queste cose. Io non lo farei. Penso di sì, penso che la tentazione ci sarebbe, poi dopo la coscienza dovrebbe prevalere. Se poi in famiglia c'è bisogno e il lavoro diventa una necessità vitale, è evidente che tutte le strade poi a un certo momento, purché lecite, sono percorribili. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, TG del Veneto, ancora la cronaca perché purtroppo è stato trovato senza vita stamane il corpo di Hermes Franzogna, l'operaio quarantenne di Trichiana nel Bellunese, scomparso da quasi 2 settimane. L'uomo aveva
sentito per l'ultima volta la compagna la sera di giovedì 26 gennaio, poi più nulla. Il corpo è stato trovato in un anfratto fra Tovena e il Passo San Boldo. Le ricerche dell'uomo avevano impegnato decine di uomini tra vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino, polizia locale e volontari dell'ANA. In mattinata, come dicevamo, la scoperta. Il corpo era in un anfratto. L'uomo è precipitato da una parete verticale per un'ottantina di metri per poi ruzzolare nella gola, dove è stato poi individuato. La cronaca invece ha una bella storia di sport e di un paese intero che si è unito per una ragazza, la vittoria di una passione che supera le sconfitte, la vittoria, come dicevamo, di un'intera comunità. Barbara nuota per il suo paese e trionfa in Argentina. La 23enne di Macerata nel Trevigiano vince a sorpresa la maratona di nuoto in Argentina e i suoi compaesani le avevano raccolto i soldi necessari per la trasferta. Sì, ci siamo sentite molto velocemente, nel senso che appunto mi ha chiamato e ero forse più emozionata io di lei, comunque mi ha detto che era contenta. Barbara ce l'ha fatta, non ci credeva nemmeno lei che sarebbe potuto accadere. Quasi 9 ore di bracciate, 57 chilometri fra le onde di un fiume, il Rio Coronda, in Argentina. Barbara Pozzobon, 23enne della Hydros Treviso, ha fatto la sua prestigiosa maratona acquatica, prima tappa del Grand Prix di Gran Fondo, Coppa del Mondo del Nuoto in acque libere extra large. Una vittoria che diventa il trionfo di un'intera comunità che prima ha contribuito alle spese di viaggio di Barbara, poi l'ha seguita nell'eroica impresa, tutti insieme al bar. Si è veramente sentito tutto il paese unito. Noi poi l'abbiamo seguita la gara in streaming, in questo collegamento. Ci siamo ritrovati il bar da Tobe, appunto, con amici, con altre persone. E ora si pensa ai festeggiamenti che cominceranno subito, mercoledì pomeriggio, quando atterrerà all'aeroporto di Tessera la vittoria di un paese e di una famiglia che con Barbara ha tenuto duro anche di fronte alle incomprensioni del mondo scolastico. Per noi è stato importante capire veramente quali sono state le passioni dei nostri figli e io credo che se nei bambini, nei giovani c'è una passione, oggi più che mai va coltivata e la scuola non interferisce. Scuola e passione devono essere conciliabili e mamma Ornella, a microfono spento, fa un'altra importante riflessione. Noi vediamo sempre questi risultati, ma dietro un grande risultato ci sono tantissime sconfitte. Io credo che l'importante sia riuscire, nella vita poi di tutti, per quello che diventa educativo lo sport, superare le sconfitte. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con 20:10 questa sera, l'approfondimento dei notiziari. Ospiti questa sera Alessandro Bisatto, candidato per le primarie del PD regionale in Veneto e poi Simone Scarabella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle appunto in regione. È tutto, io vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso. Prosegue il tempo stabile sulle nostre regioni e sarà anche un po' più soleggiato. Vediamo dove. Sul Veneto nubi diffuse su gran parte della regione, ma scarsi fenomeni, più probabili sul Veronese e sui settori alpini più occidentali, qui anche con locali fiocchi fino a 800-900 metri. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime sono previste tra 6 e 8 gradi, minime invece tra 3 e 6 gradi circa. Giornata all'insegna del sole, invece sul Friuli Venezia Giulia, sole prevalente come detto un po' ovunque, una maggiore nuvolosità sarà possibile sul Pordenonese, poche nubi sparse altrove. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime sono previste intorno ai 7-9 gradi, valori minimi previsti tra 2 e 6 gradi. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Nebbie specie al mattino sulle vallate e locali fiocchi fino a bassa quota. Temperature massime intorno ai 2-3 gradi, minime sui -4, -2 gradi. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nel Golfo di Trieste, i venti invece saranno moderati e nord-orientali. Dal meteo per oggi è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso.